La gioventù è un po' speciale, devo fatto che sono nato in Indocina in 1945, in piena guerra contro i giapponesi. Dopo, in 1949, siamo rientrati in Francia, un mio babbo era militare, e quando sono giunto a questi mi sono trovato con pochi divetti che non parlano quel corso. Allora, è stato semplice, in 5-6 mesi anche io parlavo corso. In corti, la nostra gioventù era sana, non c'era tanta faraffa, c'era giocare a ballò o giocare a rugby. L'inverno si passa così, c'era il cinema, ma l'estate eravamo felici, c'era Davignana, Restonica, eravamo i re si campava semplicemente, a chi aveva soldi pagava, a chi non aveva soldi era invitato e fatto. Ben intesa, ho conosciuto una Corsica dopo guerra, eravamo in 50 quando sono giunti in corti. Ho visto in scuola zidelli, maschi e femmine, i malabbiati, i gocci, ma in scuola eravamo uniti. E era questa Corsica. C'era l'aiuto, non c'era tanta gelosia, perché non c'erano tanti soldi, dunque gelosia ce n'era meno, non dico mica ce n'era mica, ce n'era meno. Per conto mio, ne regretto tanto. Io penso che no, è meglio perché è barabatto di un vagone e compagnia volere avere tutte queste giovani campà dentro queste case dell'epoca, no. Quindi stiano attenti, siate prudenti e confianti.